Innanzitutto Mogliano Veneto è uno dei soci fondatori. Noi utilizziamo il consorzio per le forniture di tutta la parte di energia elettrica, sia per quanto riguarda la parte di illuminazione pubblica e anche per quanto riguarda invece l'illuminazione legata ai servizi del comune vero e proprio, quindi edifici, semafori, scuole e quant'altro. La nostra convenienza è sicuramente di ordine pratico, perché in realtà con un soggetto solamente noi ci garantiamo con un'estrema facilità il pagamento di una bolletta unica, per cui senza doverci rivolgere ad altri, e poi perché il far parte di un consorzio in qualche modo ci ha facilitato un po' nel non dover fare delle gare in proprio, rivolgerci ad altri soggetti, aggregatori. Anche l'offerta ormai sta diventando sempre più ampia anche da parte del consorzio, stanno anche sorgendo nuovi tipi di collaborazione anche per quanto riguarda l'efficientamento energetico, l'illuminazione pubblica e quindi anche altre possibilità che vengono date ai comuni per diciamo, trasformare e avviare la città verso il futuro. Per un comune è molto impegnativo accedere ai bandi europei e avere un soggetto che sia in grado di fare soprattutto tutta quella parte burocratica che non è di facile competenza, e anche la rendicontazione, che è un grosso problema in qualche modo. Diciamo che è un buon aiuto da parte dei piccoli medi comuni per questo tipo di attività.